Buongiorno da Sicilia 24, i nostri titoli. Notte di sangue sulle strade siciliane. A Catania perdono la vita 2 giovani in un incidente autonomo. A bordo di una moto si scontrano con un'auto parcheggiata. Ieri nel Ragusano un 36enne muore dopo un violento impatto contro un autocarro. Palermo, rissa in discoteca, feriti e aggressioni in ospedale, tutto in una notte. Si dileguano i giovani coinvolti nella lite e si presentano poco dopo i fatti nel pronto soccorso degli ospedali Villa Sofia e Cervello. L'inchiesta Mercurio su voto di scambio a Catania, le mani della mafia sul sistema delle ambulanze per il trasporto degli emodializzati. Con le elezioni del 2022, le mire di espansione di Cosa Nostra sulla filiera cimiteriale. Al Papardo di Messina o al Policlinico di Catania, l'ipotetico futuro del CCPM di Taormina. Nel programma Il Punto, la rassicurazione del deputato regionale D'Agostino, il centro non chiuderà. Alla Villa Bellini di Catania si rinnova la tradizione del carnevale. Nonostante il tempo incerto, le famiglie non rinunciano all'appuntamento cittadino dei bimbi in maschera tra sorrisi, coriandoli e gran divertimento. Calcio, Palermo in campo oggi al Barbera contro il Brescia, rosanero alla ricerca di un altro successo per rientrare il prima possibile in zona play-off. Serie C, il Catania in emergenza uomini, oggi al Massimino riceve il Foggia, tra poco l'appuntamento con Diretta Stadio, doppia trasferta in Puglia nel pomeriggio per Messina e Trapani. Ben trovati, e purtroppo è stata una nottata di sangue sulle strade siciliane nella notte. Tra l'altro un tragico incidente autonomo è avvenuto a Catania, in centro città. 2 giovani a bordo di una moto si sono letteralmente schiantati contro un'auto parcheggiata. Sono morti, sono deceduti entrambi, e ieri nel Ragusano un 36enne è morto dopo un impatto tra la sua auto e un autocarro. Ci fa il punto Emanuela Corsi. Vite spezzate sulle strade, dove le vittime sono spesso giovanissimi a rientro da una serata con gli amici, da un'uscita del sabato sera che poi si trasforma in una tragedia. A Catania l'ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, attorno all'1:30 nella centrale via Trieste, all'angolo con via Monfalcone. Qui 2 ragazzi, Edoardo Di Stefano e Cristian Gargano, un catanese di 24 anni e un romano di 25, a bordo di una moto di grossa cilindrata, per cause ancora da accertare sono finiti contro un'auto parcheggiata all'altezza del civico 43. Un impatto talmente violento da lasciarli sul selciato, privi di vita. Vani i soccorsi degli operatori del 118 arrivati sul posto assieme ai vigili urbani e agli agenti di polizia che hanno effettuato i rilievi dell'incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi c'è una manovra azzardata o l'alta velocità. Queste immagini invece si riferiscono ad un altro incidente avvenuto nella notte tra 2 auto con a bordo 5 giovani tra i 19 e i 29 anni in via Cappuccini, nel centro di Adrano, sempre nel catanese. Le vetture sono finite contro questo distributore di carburante, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'impianto. I giovani feriti sono stati trasportati negli ospedali di Biancavilla e al San Marco di Catania. E di un morto invece il bilancio di un incidente avvenuto ieri nel Ragusano in contrada Busello. Giuseppe Giordanelli, di 36 anni, era a bordo della sua utilitaria quando si è scontrato con un autocarro. Il corpo del giovane, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Il 36enne è morto nonostante i numerosi tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali invece di Cono Nitro, 26enne di San Cono nel Calatino, che mercoledì scorso è rimasto vittima di un incidente mortale autonomo a bordo della sua moto. Lutto cittadino nel comune del Catanese, dove il sindaco ha sospeso i festeggiamenti del carnevale. E purtroppo non è tutto, si trova in prognosi riservata un ciclista di 53 anni che è stato investito in via Lanza di Scalea a Palermo da una Toyota Aygo guidata da una palermitana di 87 anni. L'uomo è caduto battendo la testa ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Villa Sofia, dove si trova tuttora ricoverato al Trauma Center. Restiamo a Palermo, rissa in discoteca, feriti, aggressioni in ospedale. Una notte davvero di caos a Palermo, ma ce la riassume in questo servizio Marco Gullà.
Quella che doveva essere una serata di divertimento si è trasformata in una notte da Far West. Rissa con feriti in nottata alla discoteca Mob di Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo. I carabinieri, chiamati dal gestore, al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite. Sembrava tutto finito quando al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo si sono presentati 3 ragazzi con ferite d'arma da taglio. Un quarto è andato al pronto soccorso di Villa Sofia. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Fra i feriti ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli a Palermo, avvenuto nel dicembre scorso quando Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le 2 persone che lo accompagnarono in auto sul luogo dell'agguato. Non è la prima volta che nella discoteca di Carini avvengono risse ed episodi di violenza. Nel 2022, infatti, furono addirittura esplosi dei colpi di pistola e il locale fu chiuso per 30 giorni dal questore. La mafia catanese si era infiltrata nel sistema delle ambulanze per il trasporto degli emodializzati attraverso l'uso delle onlus e con le elezioni del 2022 puntava ad espandere gli affari anche alla filiera cimiteriale. Un altro filone dell'inchiesta Mercurio che ha portato in carcere 4 politici, fra cui il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione. Maglio Viola. Un sistema consolidato per fare affari con i fondi pubblici, ma anche per garantire scarcerazioni di favore ai boss. La mafia catanese usa le onlus, società che non sono sottoposte ai controlli antimafia, nell'affidamento degli incarichi da parte del sistema di assistenza parasanitaria regionale. Per entrare infatti nell'elenco dell'assessorato al welfare non serve la certificazione. I carabinieri del Rosso lo hanno scoperto nell'ambito dell'operazione Mercurio, che ha portato in carcere 19 persone, fra cui 4 politici, compreso il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Un sistema già osservato in altre inchieste fra Palermo e Trapani. Al centro una società di ambulanze, la Nicolas Onlus, guidata da Rosario Bucolo, reggente della famiglia di Castello Ursino. Alla sua Onlus era stato assegnato il boss scarcerato Ernesto Marletta, un affidamento in prova proprio svolgendo servizi sociali in quella Onlus. Scarcerato Marletta, Bucolo gli aveva lasciato la guida, divenendo il suo braccio destro, l'organizzatore degli incontri con i politici. Proprio in quella Onlus avvenivano gli incontri. La società faceva affari con il trasporto degli emodializzati, ma anche con il trasporto dei pazienti in fin di vita. La merce di scambio per fornire voti ai politici era la concessione di una delle aree edificabili del cimitero di Catania. Insomma, la famiglia di Castello Ursino voleva espandere gli affari alla filiera cimiteriale usando un prestanome campano. Per questo non credono gli inquirenti a Castiglione, che racconta di aver fatto approvare d'urgenza la delibera sul cimitero come suo ultimo atto da presidente del Consiglio Comunale di Catania, sol per non perdere un finanziamento da 1 milione. Proprio la sede della confraternita all'interno del cimitero monumentale era poi usata come luogo per i summit di mafia, un altro filone d'inchiesta ancora da esplorare. E torniamo al movimentato corteo No Ponte di ieri pomeriggio, che è stato in realtà di violenza, vandalismo. A Messina si alza il grido di condanna, ferito anche un poliziotto, identificati 2 manifestanti, e la condanna arriva davvero da tutte le posizioni politiche. Francesco Triolo. Un agente della Digos ferito, un pomeriggio da dimenticare, con scontri e devastazione per una manifestazione trasformata in un'occasione per danneggiare il centro cittadino. È un coro unanime di condanna e di indignazione quello che arriva dopo gli scontri e gli incidenti tra le forze dell'ordine e i manifestanti violenti della sfilata carnevalesca No Ponte, che si sono verificati ieri sia nel pomeriggio che in serata a Messina. Dopo gli scontri sono state identificate almeno 2 persone, entrambe non di Messina. La loro posizione al vaglio degli inquirenti. Incidenti a Piazza Antonello e in serata a Piazza Casapia, quando sembrava tutto concluso e dove erano arrivati i manifestanti, circa 150, dopo aver imbrattato diversi muri della città, compreso quello della chiesa di Santa Eustochia. Solidarietà per le forze dell'ordine arrivata da tutte le parti politiche. Il sindaco Basile ha condannato quanto avvenuto e chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo. Il comune chiederà il risarcimento dei danni provocati dalle azioni dei manifestanti. Il coordinamento No Ponte invece ha chiarito che non ha organizzato né aderito all'iniziativa, ribadendo che episodi del genere non hanno nulla a che fare con l'opposizione civile, sociale e non violenta ad un'opera inutile. Condanna incondizionata anche dal PD, che non ha niente a che vedere con il diritto a lottare, hanno detto, contro quello che riteniamo uno stupro al nostro territorio. Il primo ad intervenire ieri era stato il ministro Salvini. Chi non ha argomenti sceglie la violenza, aveva detto il vice premier.
E si avvicina una soluzione per scongiurare la chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina. Individuate 2 strutture ospedaliere, il Papardo di Messina e il Policlinico di Catania, ma solo una potrà accogliere i piccoli pazienti. È la nostra trasmissione Il Punto, la rassicurazione da parte della politica. Giusy Lazzara. Adesso si attende il decreto della Regione per decidere il destino del centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina. Da mesi ormai è un continuo stillicidio tra proroghe, annunci di chiusura del reparto legati al decreto nazionale Balduzzi e proteste dei genitori che si oppongono a dover rinunciare a curare i loro figli. Si avvicina una soluzione, la novità riguarda l'individuazione di 2 ospedali, il Papardo di Messina e il Policlinico di Catania, in gara per accogliere i piccoli pazienti. Una cosa è certa, il trasferimento è stato deciso, non ancora all'ospedale. Nella trasmissione Il Punto, gli annunci della politica. Il governo regionale, a questo punto, visto che la rete ospedaliera sta rallentando, deve immediatamente attivarsi per far sì che una di queste 2 proposte che sono scritte in questo decreto venga attuata. Dal canto suo il direttore del CCPM, Sasha Gati, ha confermato di aver fatto i sopralluoghi nelle 2 strutture a Messina e a Catania. Volendo, in 2 mesi si può tranquillamente allocare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina presso l'azienda ospedaliera Policlinico, quindi già nel decreto è tracciato questo. La parola adesso passa alla politica regionale e alle prove di forza interna per stabilire quale struttura di riferimento per l'eccellenza cardiologica. Finora stiamo andando in vigenza di proroga e non ci sarà che l'1 agosto chiuderà la cardiochirurgia per poi riaprire magari l'1 ottobre, l'1 novembre. Il centro è diventato nel tempo il punto di riferimento per piccoli pazienti con malformazioni cardiache che necessitano di interventi chirurgici, non solo per la Sicilia ma anche dall'estero. Fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlare del Carnevale a Catania. Siamo tornati in studio. Carnevale, come da tradizione, si rinnova l'appuntamento della sfilata dei bimbi in maschera a Catania, alla Villa Bellini. Eva Spampinato. A Catania, quando dici Carnevale, dici Villa Bellini, un binomio imprescindibile, una tradizione che si rinnova di generazione in generazione e rivive nelle maschere e nei costumi dei personaggi del momento. Ma una famiglia un po' particolare? Sì, è una famiglia Squid Game. E stamattina ho detto a mio marito voglio andare alla Villa Bellini perché voglio vedere i bimbi con le mascherine, anche se molte mascherine non riusciamo a interpretarli. Io trovo che quei costumi da Squid Game per quei bambini di quell'età sono non appropriati per niente alla loro età. Tu non scherzi, qua sei un clown un po' assassino. Sono un clown che come mestiere fa il macellaio. Nonostante il cielo coperto, tante famiglie oggi non hanno voluto rinunciare all'appuntamento con il divertimento in maschera nello storico giardino catanese che nella domenica di Carnevale diventa teatro di maschere e sorrisi. Si divertono forse più i genitori che i bambini. Noi portavamo i nostri bambini qua sempre, era una tradizione che facevamo. Venendo qua ci ricordiamo quando erano piccolini, quando erano sicuramente una cosa bellissima. Anche io venivo qui alla villa quando ero piccola, quindi continuiamo così. Quante foto ha fatto sino ad ora? Una decina, quindicina, siamo arrivati adesso. Sua figlia da cosa è vestita? Da Biancaneve. Voi vi conoscete oppure no? No. E quindi ma state giocando alla lotta con i coriandoli? Sì, perché è Carnevale. È bello così. Quindi ogni scherzo Vale. E alla fine anche noi siamo stati colpiti dalle stelle filanti di nuova generazione, quelle spray. Abbiamo visto passare una striscia blu velocissima. Sì, ero io. Perché tu chi sei? Sonic! Vai, corri! Musica con Matteo Amantia, Sugar Free, sul podio ieri sera della trasmissione di Rai 1, Ora o Mai Più, è arrivato al secondo posto e adesso è pronto per lanciare il nuovo singolo. Sentiamo. Con questo finale di Ora o Mai Più, io sono felicissimo, voglio il ritorno, quindi vi invito tutti ad ascoltarlo e un bacio a tutti. Nel 2006 che dal 2024 con Non è l'amore ha aperto le porte a un sound più elettronico. Sopra calde nuvole. Ancora una pausa, poi il calcio.